Va ora in onda Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulin qui con voi. Come sempre stiamo a parlare dei temi che a noi interessano principalmente, ovvero il futuro delle nostre regioni, del federalismo, dell'autonomia differenziata. Autonomia differenziata che sta scaldando bene gli animi, soprattutto al centro-sud e soprattutto nell'ambito del centro-sinistra, del cosiddetto campo largo. Abbiamo visto che nelle settimane scorse, prima il Consiglio dei Ministri e poi la conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il via libera alle 4 preintese tra Stato centrale e 4 regioni, in particolar modo Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte, che vertono su 4 punti, 4 pilastri. Uno riguarda la protezione civile, uno riguarda le professioni, uno riguarda e un paio riguardano la sanità più o meno. Sanità dove il clou, diciamo, di queste preintese punta sulla vera autonomia nell'utilizzo dei fondi che deriverebbero da una gestione, come dire, efficiente, cosa che tra l'altro si riscontra spesso nelle regioni del nord e non, ai noi, nelle regioni del sud. Regioni del sud che, se avete fatto caso, o qualcuno magari ci ha fatto caso, ultimamente hanno visto alcuni territori uscire dal cosiddetto commissariamento che era nato anni fa, addirittura certi nel periodo ancora, diciamo, del governo presieduto da Mario Monti. E un commissariamento vuol dire che in sostanza appunto c'è un commissario che gestisce la sanità. Ricordiamo sempre che per esempio in Campania non c'è l'assessore regionale alla sanità perché appunto c'è il commissario, ma non c'è da tipo 13 anni. C'era ancora forse Bassolino, l'ultimo governatore con un assessore alla sanità, e comporta chiaramente alcuni irrigidimenti di spesa e nello stesso tempo abbiamo anche degli aumenti a livello fiscale, per esempio per quanto riguarda non solo la benzina, perché più accise ci sono più accise in questi territori proprio per finanziare in teoria il miglioramento della struttura della macchina sanitaria. Ora, noi adesso, siccome il commissariamento è un metodo che parte dall'alto, diciamo dal governo centrale, e si riferisce alle regioni in quanto le regioni non sarebbero in grado di gestire bene la sanità. Ora, la Campania è uscita dal commissariamento e anche la Calabria. Adesso si dice che le voci, almeno i maligni ovviamente del campo largo, sostengono che la Calabria sia uscita dal commissariamento per quanto riguarda la sanità in virtù del fatto che il presidente Occhiuto, aderente a Forza Italia, abbia dato l'ok alle 4 parentesi sull'autonomia differenziata, diciamo un segnale politico, in cambio ha ricevuto un segnale politico, ovvero non si è più commissariato. Non essere più commissariato vuol dire che però non si sa bene cosa sei, cioè devi entrare, tra virgolette, in un sistema di normalità. Normalità vuol dire avere un tuo assessore regionale, una gestione autonoma chiaramente della sanità, visto che comunque dal 1978 in poi e soprattutto dopo il 2001 c'è stato un aumento della regionalizzazione della gestione della salute, e quindi quando si dice a volte che il governo centrale è cattivo perché non investe in sanità, poi bisogna andare a livello regionale, perché poi la gestione in mano, c'è la macchina in mano, guidano i governatori, in poche parole, e i loro chiaramente collaboratori. Ora, il tema della sanità, cioè noi dico questo, la sanità campana e la sanità calabrese, faccio questi 2 esempi di territori che sono usciti dal cosiddetto commissariamento. Possiamo dire che il sistema sia migliorato? Forse no, ma non perché lo dico io chiaramente, ma perché lo dicono tutti gli attori, i cosiddetti stakeholder della società calabrese, ma anche campana. Nel senso che non è che adesso i servizi sono efficientissimi o sono paragonabili, consideriamo per esempio i LEA, i livelli essenziali di assistenza,
a quelli di altre regioni, magari del centro-nord, non dico sempre le solite Veneto e Lombardia, ma per dire anche la Toscana o l'Emilia Romagna. In questo caso, non sono, come dire, non avranno una qualità eccelsa, e quindi ci si domanda: ma perché sono uscite dal commissariamento? Boh, una questione politica, non si sa. E allora però cosa portiamo a casa per i cittadini? Per i cittadini non si porta a casa più o meno nulla, se non la situazione precedente, ovvero che in Calabria ci sono i medici cubani che vengono magari a curare i cittadini, ci sono anche ospedali da campo, ci sono dei reparti di alcune ASL che sono finiti sotto inchiesta per influenza dell''ndrangheta, e insomma c'è tanta roba, purtroppamente, come si può dire, che non ha migliorato il servizio offerto ai cittadini. E adesso cosa facciamo? E adesso è ovvio che la strada che diciamo sempre noi qui a Ragioniamoci Sopra è quella dell'autonomia, perché mai come adesso, finito il commissariamento, devi dimostrare di essere in grado di gestire da solo la sanità, gestirla con i fondi che ti danno in base a dei criteri che sono universali per quanto riguarda tutte le regioni, quindi ci sono, non so, ovviamente il numero di popolazione, l'età media e tutto quello che ne consegue, ma non sappiamo se poi effettivamente questi soldi saranno spesi bene. Faccio un esempio: il PNRR diceva che il 40% della spesa doveva essere investito nelle regioni del sud. Ebbene, se andiamo a vedere per quanto riguarda la sanità, che comunque aveva una voce di spesa bassa, nonostante il PNRR sia nato per rispondere alla pandemia, abbiamo fatto più piste ciclabili che magari case di comunità o ospedali di comunità, e questo è incredibile dal punto di vista proprio delle regioni che erano più deficitarie, più bisognose di interventi. E lì abbiamo visto che un po' perché la struttura proprio degli interventi del PNRR era sbagliata, nel senso che partiva da Roma, poi si rivolgeva ai comuni, con le regioni magari soltanto chiamate o consultate in un secondo, terzo o quarto momento. A quel punto lì diciamo che non abbiamo visto proprio un miglioramento, tanto che se andate a vedere i numeri della Campania o della Calabria per quanto riguarda gli interventi su ospedali di comunità e case di comunità, siamo veramente ben indietro. Abbiamo fatto alcune puntate, quindi ragioniamoci sopra alcuni esempi con dei numeri che erano usciti su Sole 24 Ore. Ebbene, sono dei numeri tristi, che ti danno l'idea che non è un problema allora l'autonomia differenziata, è il problema proprio di una classe politica che non ha voglia di responsabilizzarsi, o non è in grado di responsabilizzarsi, non è in grado di gestire dei soldi, e quindi gli conviene dire no all'autonomia in quanto non sono capaci di avere una strategia di interventi pubblici per migliorare i servizi ai cittadini. E quindi a questi governatori conviene magari dire no all'autonomia perché non vogliamo aumentare le differenze, e vabbè, non vogliono aumentare le differenze, non voglio l'autonomia, ma e cosa facciamo allora? Perché abbiamo visto che la spesa pubblica attuale, il sistema attuale di spesa pubblica ha comportato praticamente no, un allargamento della forbice, no, tra le ricchezze e, come dire, il welfare, il cosiddetto benessere, tra le regioni del nord e le regioni del sud. E quindi qua cioè, siamo di fronte a un problema che non è più l'autonomia, come ribadivo prima, come dicevo prima. Cioè, qua siamo in presenza di una voglia di essere deresponsabilizzati, di non essere, come dire, di non essere capaci, di non voler gestire i soldi che ti vengono dati affinché i cittadini abbiano dei servizi degni di questo nome. Diciamo il minimo sindacale, che sono quelli dei LEA, livelli essenziali di assistenza sanitaria. Purtroppo bisogna dirselo, perché possiamo fare studi, numeri, percentuali, casistiche, confronti internazionali, poi però alla fine, se lo diciamo sempre, la regione Campania riceve gli stessi soldi della regione Veneto per quanto riguarda la sanità, ma poi ai noi
non è in grado di offrire gli stessi servizi, vuol dire che lì non è un problema, nonostante il commissariamento, quindi in teoria il commissario doveva essere lì presente e dire cacchio, come spendiamo bene i soldi, come spendiamo bene i soldi del PNRR, dove mettiamo le case di comunità, l'ospedale di comunità e tutte queste cose qua. Poi alla fine vediamo che i lavori sono fermi, che i cittadini della Campania o di altri regioni del sud, praticamente cosa succede? Vanno a finire, andare a curarsi al nord. Lo dice sempre l'ex presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che una volta incontrò un cittadino in Puglia, in Calabria, se non ricordo bene, e che gli disse qual è la migliore sanità? La valigia, cioè la valigia di prendere, salire su un treno e andare a curarsi al nord. E questa è una roba incredibile. Così come è incredibile che le regioni praticamente anche del centro-nord, soprattutto quelle guidate dal centro-sinistra, non vogliono l'autonomia. Per esempio è successo pochi giorni fa in Umbria dove si è detto non vogliamo l'autonomia. Anche lì, tra l'altro, però facciamo una mini parentesi, se non vuoi l'autonomia va benissimo. Si chiama autonomia differenziata perché vuol dire che ognuno la può chiedere o non la può chiedere, ma se non la vuoi chiedere tu, Umbria, benissimo, ci mancherebbe, ma non puoi vietare a un altro di chiederla, banalmente. Ma poi l'autonomia viene applicata in maniera sbagliata, poi non so, in Emilia Romagna, dove in Emilia Romagna cosa è successo? Hanno tagliato la spesa sanitaria, hanno aumentato il ticket e hanno pareggiato i fondi. Alla fine il governatore De Pascale del PD era tutto soddisfatto perché ha detto siamo riusciti a rimettere in sesto i conti della sanità a danno dei cittadini. Ma allora io mi domando, ma se invece di utilizzare la mannaia, cioè tagliare la spesa pubblica, aumentare le tasse praticamente sulla sanità, avessi detto no, ok, andiamo avanti con l'autonomia, in modo che io e Emilia Romagna, che sono una regione virtuosa, potevo portare a casa dei servizi migliori senza andare a intaccare la spesa sanitaria, senza anche andare ad aumentare il ticket per i cittadini, a quel punto lì, scusate, non era meglio, cioè hanno applicato l'autonomia nel senso sbagliato del termine, nel senso di fare da soli un aggravio di spesa e un peggioramento dei servizi offerti ai cittadini. Questa mi sembra praticamente, chiamiamolo così, un harakiri, un autogol incredibile che non so dove possa portare. Il tutto per una questione politica, perché poi alla fine andiamo a vedere in conferenza Stato-Regioni chi ha votato sia l'autonomia, diciamo alle 4 pretese con le 4 regioni, Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte, sono più o meno quelli del centrodestra. Quelli del centro-sinistra hanno detto tutti no, e anche a livello di UPI, cioè Unione delle Province, e ANCI, i comuni, anche lì c'è stata una divisione tra destra e sinistra. Ora, la cosa che noi diciamo sempre qui a Ragioniamoci Sopra è la tristezza infinita, cioè la tristezza infinita di dividersi tra destra e sinistra anche su una materia che è fondamentale, una materia che dovrebbe essere, diciamo, super partes, bipartisan, cioè non puoi dividerti tra destra e sinistra su un qualcosa che può cambiare la qualità dei cittadini. Poi si può sistemare, migliorare, calibrare, assolutamente, cioè, questo mi sembra anche il minimo, perché non è che l'idea magari di Roberto Calderoli sia la perfezione in sé per sé, però nello stesso tempo non possiamo nemmeno ipotizzare che tutto quello che propone Roberto Calderoli faccia schifo. Una cosa, ecco, che stiamo notando ed è terribile è che soprattutto in Campania, ma e non solo in Puglia, sta serpeggiando una nuova voglia di ricorso, perché adesso di fatto il ministro Calderoli, anzi il CDM praticamente ha dato l'ok appunto alle pretese con 4 regioni, la conferenza Stato-Regioni la data, adesso abbiamo più o meno 60-70 giorni di tempo, quindi entro l'estate dovrebbe essere approvata anche dal Parlamento con una maggioranza qualificata l'avvio di queste preintese elettorali. Ora, l'avvio di queste preintese, scusate, chiamiamole elettorali nel senso di autonomia. Ora, il problema qual è? Che passerà tutto questo iter, poi quando diventerà un provvedimento sappiamo già, perché già abbiamo visto commentatori su Repubblica, Napoli soprattutto, portare avanti l'idea di spingere per un ricorso alla consulta.
in virtù del vecchio ricorso alla consulta, quello del 2024, che di fatto fermò l'avvio della autonomia differenziata, proprio su ricorso di 4 regioni del centro-sud, ovvero Campania, Puglia, Sardegna e pure Toscana. L'Emilia Romagna non partecipò, forse anche un po' per un filo di pudore, visto che fino al giorno prima erano lì in prima fila a volere l'autonomia differenziata. Ecco, qua c'è proprio veramente una questione ti cadono le braccia, insomma, ecco, detta male, perché se tu porti avanti dei provvedimenti, tra l'altro su mandato elettorale, perché era nel programma elettorale chiaramente l'autonomia differenziata, non è un'invenzione dell'ultima ora di Roberto Calderoli, i cittadini italiani, gli elettori italiani, quando si andò a votare nel 2022, settembre 2022, preferirono il centrodestra, che aveva fra i punti principali del suo programma la riforma della giustizia, che si è fatta, e poi si è fatto un referendum legittimamente, poi bocciato, legittimo nel senso non che adesso noi siamo qua a festeggiare, però la gente ha votato e quindi si rispetta chiaramente il voto democratico popolare. Poi c'erano delle riforme istituzionali, quindi magari si parlava di presidenzialismo o di premierato, e infine l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata, dopo 4 anni siamo ancora qua in attesa di capire che fine fa. Forse però, come abbiamo già detto qui a Ragioniamoci Sopra, si sta andando avanti, e il problema qual è? Che poi arriverà un ricorso, come già nell'aria, ancora contro qualsiasi provvedimento. I ricorsi cosa fanno? Al di là poi se si finiscono con una bocciatura o una promozione, comunque sospendono i tempi di attuazione. Sospendere i tempi di attuazione non è un danno al governatore X o al governatore Y, è un danno ai cittadini ma non di quel territorio rappresentato dal governatore XY che vuole l'autonomia, ma anche di quelli che non la vogliono. Perché, come abbiamo detto 1000 più volte, qui a Ragioniamoci Sopra, l'autonomia differenziata con la responsabilizzazione dei governatori è l'unica via per arrivare a, non dico in un giorno ovviamente, ma a un efficientamento della spesa, una gestione da cosiddetto buon padre di famiglia, come è scritto nel codice civile, che studiamo tutti quando si va all'università e che ci praticamente propongono ogni volta gli avvocati e i giudici. E se tu non sei, come dire, non hai questa gestione, chiamiamola oculata, di buon senso, alla fine poi cosa comporta? Spese inutili, cattedrali nel deserto, progetti fermi, tutto per aria, soldi che non si sa dove siano andati a finire, soldi fermi. E allora, faccio un esempio. A un certo momento il presidente Meloni ha detto: vogliamo estendere la ZES a tutta Italia. La ZES è la zona economica speciale, che di fatto era inizialmente partita del sud per incentivare investimenti, perché ci sono delle agevolazioni private e pubbliche per insediamenti produttivi. È stata estesa poi a Marche e Umbria, si disse che era una questione elettorale, e adesso la Presidente Meloni ha detto che vorrebbe estendere a tutta Italia. Ma allora io dico, adesso benissimo, grazie Presidente Meloni, ma a quel punto lì non conviene fare l'autonomia, che è già sulla carta, è già presente, è presente nella Costituzione. Cioè i livelli essenziali di prestazione dovrebbero essere inseriti, dovrebbero essere stati già, come dire, definiti i criteri nel 2000, non dico nel 2001, ma almeno nel 2002. Sono passati 25 anni e non ci sono ancora. E il ministro Calderoli, che vuole portarli avanti, alla fine viene considerato, come dire, un eversore. Allora io direi questo: facciamo un attimo un passo indietro, stiamo attenti a quello che sta succedendo a livello di opposizione, proprio un'opposizione che in nome della politica di un voto in più fa un danno al cittadino, perché quando proveranno a fare un ricorso, e lo faranno sicuramente presso TAR, Consiglio di Stato, giudici, consulta, chiunque sia, Cassazione, tutti i nomi che volete, alla fine si fermerà ancora l'iter dell'autonomia, un danno per le regioni che l'hanno chiesta, in virtù del fatto che loro ritengono di poter gestire meglio alcune materie, chiaramente, rispetto allo Stato centrale,
e nello stesso tempo un danno alle regioni che non l'hanno chiesta, ma i quali cittadini di quel territorio andranno a curarsi fuori regione, non avranno la casa di riposo, non avranno l'asilo nido. Quindi non so a chi stiamo facendo del bene quando si fanno i ricorsi contro la consulta. E concludo dicendo che in teoria mancano infine un mese e mezzo più o meno, forse meno, diciamo, la definizione di un altro obiettivo che è inserito nel PNRR, ovvero il federalismo fiscale. Federalismo fiscale che si basa sulla legge, una legge del 2009, tra l'altro all'epoca appunto il ministro era sempre Calderoli che l'aveva portata avanti, ripresa e inserita dentro il PNRR prima da Giuseppe Conte col governo giallo-rosso e poi dal governo presieduto da Mario Draghi, quindi forse non era proprio una legge del cacchio. Ora, in teoria il PNRR è una delle rate che dovranno essere sganciate, diciamo, dall'Unione Europea, è legata proprio all'attuazione del federalismo fiscale. Manca un mese e mezzo, con tutto quello che vediamo intorno, di opposizione incredibile contro qualsiasi forma di autonomia che ricordiamo sempre è stata portata avanti dal centro-sinistra, adesso il centro-sinistra è il primo nemico dell'autonomia. Non so come andrà a finire. Allora, il problema è se faranno ricorsi, ci sarà di tutto di più. La cosa che diciamo noi è semplicemente questa: occhi aperti, perché vogliono fregarci ancora, vogliono fregarci in tutte le maniere e vogliono fregare non noi che siamo i paladini dell'autonomia differenziata e del federalismo, ma vogliono fregare i cittadini, e questa è la roba più grave. Ma noi vigileremo, siamo qui, ragioniamoci sopra, non scappa, ed renderemo conto di quello che succede. Come sempre, una buona giornata da Giuliano Zulin e ci sentiamo presto qui su Radio Libertà con Ragioniamoci Sopra e, come dico sempre, buona autonomia a tutti. Ciao! Avete ascoltato Ragioniamoci Sopra.